Saccolla ad aggiudicarsi la 16ª edizione del Palio delle Contrade di Valdobbiadene. Sentiamo l'urlo di Saccolla. L'emozione del capocontrada, com'è andata? È andata benissimo, è stato un palio strabiliante. Dopo 16 anni è il primo palio che portiamo a casa come contrai Sacol. Siamo una squadra giovane, agguerrita e siamo uniti anche durante l'anno, non solo durante il palio. Questa non è una squadra, questa è una famiglia. E oggi abbiamo vinto! Vediamo allora la coppa, vediamo il palio, la statuetta che si portano a casa fino all'anno prossimo. Complimenti alla contrada di Sacol. Com'è andata la manifestazione? È andata molto bene, ieri c'è stato un po' di maltempo ma siamo riusciti a fare ugualmente. Oggi è stata una bella giornata, il palio è andato tutto sommato bene, le contrade sono divertite e speriamo che continui così. Questa nuova associazione insomma era necessaria per continuare, per garantire la continuità di questo palio. Com'è stata l'esperienza? È stata un'esperienza difficile, bella sicuramente, un gruppo molto affiatato e siamo riusciti a farcela ugualmente molto bene. Anche questo Palio delle Contrade, edizione 2016, va in archivio. Che palio è stato? Beh, è stato sicuramente un palio buono perché da quest'anno appunto sono cambiate, diciamo, degli organizzatori. Abbiamo appunto costituito un'associazione Palio delle Contrade che si è presa in mano appunto l'intera organizzazione. Ringrazio quindi Montenuoto per tutto il lavoro che ha fatto gli anni scorsi, per 15 anni fa. E da quest'anno appunto noi abbiamo iniziato a lavorare con l'associazione Palio delle Contrade, ovvero i 12 capi contrada che da ottobre si trovano ogni mese e ogni settimana per decidere, verificare, capire un po' le tematiche e come organizzarsi per questo palio, quindi sicuramente c'è un grande lavoro loro e quindi io ringrazio Marco Tasso in qualità di presidente, tutta l'associazione, tutte le squadre per questo impegno, perché sicuramente è una gran bella manifestazione che va avanti da anni. Oggi il tempo veramente ci ha dato una mano, anche ieri nonostante la pioggia, ma poi alla fine si è calmato e quindi è stato veramente un palio pieno di entusiasmo, a spasso nel tempo era il tema di quest'anno e veramente è andato bene.